Signore, la mia vita io consegno a te, Signore, insieme a te, senza paura, vittorioso sono nel nome del Signore. Dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che ha avuto nel deserto Mosè. Dammi un cuore come Davide, con la mia difesa affronterò i giganti con fiducia in te. Alzerò la voce, griderò e poi lo loderò, il suo nome solo innalzerò. Gesù, Gesù, alzerò la voce, griderò e poi lo loderò, il suo nome solo innalzerò. Gesù, Gesù, alzerò la voce, griderò e poi lo loderò, il suo nome solo innalzerò. Gesù, dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che ho avuto nel deserto Mosè. Dammi un cuore come Davide, per la mia difesa affronterò i giganti con fiducia in te. Affronterò i giganti con fiducia in te. Signore, voglio pregarti, Signore, per la settimana che ci hai fatto passare, Signore, per la settimana che verrà, Signore. Benedici ogni momento, Signore. Benedici la predica ci sarà dopo, Signore. Benedici la serata che ci sarà, Signore. Benedici la domenica che verrà, Signore, nel nome tuo santo Gesù. Amen.
diventata abitudine all'interno dei nostri culti del sabato, dedichiamo sempre un momento quando stiamo lodando per raccoglierci in preghiera per quei nostri fratelli che non hanno questo nostro privilegio di poter pregare ad alta voce, poter lodare a Dio ad alta voce così pubblicamente. Questo mese in particolare vogliamo pregare per i nostri fratelli in Sudan, che stanno affrontando una situazione molto difficile a causa della guerra civile in corso, che ha tolto quei pochi diritti che erano riusciti a guadagnarsi negli ultimi anni e che oggi è una chiesa che si ritrova fra la padella e la brace. È una chiesa che si ritrova odiata da entrambi i fronti, una chiesa che sta perdendo diritti, una chiesa che sta lottando per mantenere i propri luoghi di culto aperti. Perciò in questo momento vogliamo riunirci a piccoli gruppi, 2, 3, massimo 4 persone e pregare insieme per questa chiesa, pregare insieme per questi fratelli, affinché il Signore possa, come sempre, accompagnarli, incoraggiarli, poter sanare le loro ferite e potergli dare nuove opportunità per poter proclamare il Vangelo ad alta voce. Perciò separiamoci, prendi il fratello alla tua destra, alla tua sinistra e preghiamo insieme.
ringraziamo, Padre, per tutto quello che fai. Ti ringraziamo anche nell'ora della persecuzione, ti ringraziamo anche nell'ora di difficoltà, perché riconosciamo, Padre, che tutto avviene grazie a te, tutto avviene sempre solo attraverso te, e quello che noi facciamo lo vogliamo fare solo e esclusivamente per la tua gloria e per il tuo onore. Padre, in questo momento ti vogliamo chiedere che tu possa volgere il tuo sguardo misericordioso verso i nostri fratelli perseguitati in Sudan. Tu sai meglio di noi le difficoltà che stanno affrontando, le sfide, le lotte, le battaglie che stanno cercando di vincere lì, Padre, nel tuo santo nome, e ti chiediamo che tu possa, come sempre, incoraggiare, accompagnare, che tu possa sanare i cuori feriti, che tu possa offrire nuove opportunità per il Vangelo, e che tu possa benedire grandemente la Chiesa e i fratelli che ogni giorno rischiano la propria vita, i propri possedimenti, la propria tranquillità solo per il tuo grande mandato. Ti chiediamo, Padre, anche nell'ora della persecuzione, che tu possa guardare verso i leader politici, che tu possa guidare i cuori anche di quelli che non si sono ancora convertiti a te, perché riconosciamo che tu hai piena e completa sovranità su di loro, su tutti noi, e perciò ci appelliamo al tuo grande potere, Padre, che tu possa aiutare i nostri fratelli in questo momento che stanno soffrendo così tanto per il tuo santo nome. Ti chiediamo tutto questo, Padre, in nome del tuo amato Figlio Gesù, oggi e sempre. Amen. Alziamoci e cantiamo, continuiamo la nostra lode per il nostro Signore. L'atmosfera cambia quando lo Spirito di Dio è qui, ed è evidente intorno a noi quando lo Spirito di Dio è qui. Scendi in mezzo a noi, riempi il cuore d'amore, il tuo amore
andò, quando lo spirito di vivere. Potete sedervi. Buonasera ancora per quelli che non erano ancora arrivati. Buonasera. Grazie. Diamo continuità alla lettera di Galati. Siamo arrivati al versetto 12 del capitolo numero 4. E il tema di questa predica è: la verità a volte fa male, ma è sempre più nobile. Non so se avete già sentito questa frase, è molto conosciuta, non si sa esattamente chi è l'autore e c'entra molto con quello che vedremo stasera. La scorsa settimana si è bloccato tutto. La scorsa settimana con Samuel abbiamo visto che Paolo aveva cambiato il tono del modo in cui parlava con i Galati, con quella chiesa. È stato anche un po' duro con loro, no? Il versetto 11 ha finito così: io temo di essermi affaticato invano per voi. Cioè, dopo aver fatto una lunga introduzione, e poi iniziato a insegnare ai Galati che la salvezza era solo mediante la fede e non per quello che facevano, che non aveva senso tornare all'ebraismo, tornare al giudaismo con tutte quelle leggi da seguire. Alla fine lui utilizza proprio queste parole: sembra che mi sono affaticato invano per voi, cioè ho perso tempo. Tutto quel periodo che sono stato insieme a voi, perché Paolo ha fondato la chiesa di Galati, o le chiese, un insieme di chiese, ha passato un bel periodo lì con loro, che poi approfondiremo anche un po' riguardo a questo, e dire a quella chiesa lì che il tempo che hanno avuto insieme è stato invano, cioè non avete imparato proprio nulla, oppure avete imparato ma avete anche deciso di girare le spalle a tutto quello e vivere a modo vostro. Dal versetto 12 in poi Paolo cambia tono di nuovo. Se prima eri stato duro con i Galati, ora inizia a essere un po' più amorevole. Nel versetto 12 Paolo inizia così: siate come sono io, fratelli, ve ne prego, perché anch'io sono come voi. Leggiamo tutto il testo, dal 12 al 20. Siate come sono io, fratelli, ve ne prego, perché anch'io sono come voi. Voi non mi faceste torto alcuno, anzi, sapete bene che fu a motivo di una malattia che vi evangelizzai la prima volta. E quella che nella mia carne era per voi una prova, non la disprezzate né vi fece ribrezzo. Al contrario, mi accoglieste come un angelo di Dio, come Cristo Gesù stesso. Dove sono dunque le vostre manifestazioni di gioia? Poiché vi rendo testimonianza che, se fosse stato possibile, vi sareste cavati gli occhi e me li avreste dati. Sono dunque diventato vostro nemico dicendovi la verità?
Costoro sono zelanti per voi, ma non per fini onesti, anzi, vogliono staccarvi da noi affinché il vostro zelo si volga a loro. Ora è una buona cosa essere in ogni tempo oggetto dello zelo di altrui nel bene, e non solo quando sono presente tra di voi. Figli miei, per i quali sono di nuovo in dole finché Cristo sia formato in voi. Oh, come vorrei essere ora presente tra di voi e cambiare tono di nuovo, perché sono perplesso al vostro riguardo. Preghiamo. Padre, che la tua parola parli al nostro cuore, plasmi il nostro cuore, e che possiamo soprattutto uscire di qui e mettere in pratica, Signore. È questo che ti chiedo, in nome di Gesù. Amen. Possiamo dire che il riassunto della lettera di Paolo ai Galati è il ritorno alla fede, alla salvezza attraverso la fede, il ritorno alle giuste vie, il ritorno al percorso che avevano iniziato, e avevano iniziato bene insieme a Paolo questo percorso di fede, ma che poi si sono permessi di essere ingannati da falsi maestri, si sono sviati di questo percorso, e Paolo sta provando a farli girare indietro e ritornare da capo. Cominciamo tutto di nuovo. Come ho detto nel versetto 12, Paolo inizia proprio supplicando, implorando a loro che siano come lui. Siate come sono io, ve ne prego, perché anch'io sono come voi. Cioè, anch'io sono un ebreo, qualcuno che era al di sotto di questa legge, al di sotto di questa schiavitù della legge, di questo obbligo di seguire la legge, ma ora non lo faccio più. Ora non vivo più su questo obbligo della legge, ma vivo sotto la grazia di Dio. E voi, in grande maggioranza, non siete neanche ebrei, come io, ma state cercando di seguire la legge. Non lo fate questo, non prendete questa strada. Siate come sono io, perché io sono come voi. Anch'io sono al di fuori di questo giogo della legge. Niente di tutto questo c'è valore per me, non più. Non si tratta il Vangelo, il nostro percorso insieme a Cristo, la nostra salvezza, non riguarda al quanto siamo capaci di essere bravi, dal quanto siamo capaci di fare le cose giuste, perché se fosse così saremmo tutti condannati. Ma Junior, io sono una brava persona, io cerco di fare le cose al modo giusto. Cercare e fare, cercare e essere sono cose assolutamente diverse. Noi, con le nostre forze, siamo assolutamente incapaci di fare tutto come secondo la volontà di Dio. Se cerchiamo di salvarci a noi stessi, il risultato per tutti noi sarà la condanna. Il Vangelo non riguarda la nostra capacità di essere bravi, ma la capacità che ha la grazia di Dio di raggiungerci. E è in base a questo che, grazie a Lui, grazie al sacrificio di Cristo, possiamo guadagnare, ricevere la salvezza, perché non dipende da noi, dipende da Lui. E tutto quello che facciamo non lo facciamo perché ci serve fare per guadagnare qualcosa, lo facciamo come risposta, lo facciamo come conseguenza di qualcosa che ci ha già raggiunto. Non facciamo per meritare qualcosa, lo facciamo perché abbiamo già ricevuto qualcosa. Lo scopo di Paolo era quello di promuovere il bene a quelle persone, di aprire i loro occhi, di riportarli alla via giusta.
E poi Paolo ricorda del periodo in cui è stato insieme a loro, nel periodo in cui si è iniziata la chiesa della Galazia, che Paolo ha iniziato a evangelizzarli, proprio nel versetto 13. Voi non mi faceste torto alcuno, anzi, sapete bene che fu a motivo di una malattia che vi evangelizzai la prima volta. Durante il primo viaggio missionario di Paolo, questo lo troviamo nel libro di Atti degli Apostoli, come dice Paolo, ha dovuto fermarsi nel suo tragitto, si dice, nel suo tragitto, nel suo percorso a causa di una malattia. Non sappiamo esattamente qual è stata questa malattia, ma da quello che dice lui possiamo supporre che si tratti di una malattia nei suoi occhi. Non è importante quale malattia fosse, il punto è che questa malattia lo ha costretto a fermare il suo viaggio missionario lì, e dato che era lì come un buon apostolo di Cristo, ha iniziato a evangelizzare quelle persone. E quello che Paolo sta dicendo è che in quel periodo lì in cui ero insieme a voi non mi avete fatto torto alcuno, anzi sapete che è stato a motivo di una malattia che vi evangelizzai. Paolo voleva chiarire che il suo modo duro di parlare in precedenza, fino al versetto 11, non era perché loro avevano fatto qualcosa di male a Paolo, cioè non era una ritaliazione, c'è questa parola? Non era una ritaliazione dalla parte di Paolo, non è che guarda che il nostro rapporto non era finito bene, quindi ora uso come, tra virgolette, come scuse che avete fatto qualcosa di sbagliato e vi prendo per le orecchie, vi tiro le orecchie. Non è questo. Paolo sta lasciando chiaro che non si tratta di niente, non c'è relazione nessuna con il periodo che avevano passato prima. Si tratta esclusivamente delle decisioni che hanno preso nell'assenza di Paolo. È questo più o meno che sta dicendo. E poi dice, anzi, non solo non mi avete fatto niente in quel periodo lì che mi facesse voler litigare con voi, molto per il contrario, in quel periodo che siamo stati insieme avete preso cura di me. Il versetto 14 continua dicendo, e quella che nella mia carne era per voi una prova, cioè questa mia malattia che è diventata una prova anche per voi, non la disprezzate, né vi fece ribrezzo, al contrario, mi accoglieste come un angelo di Dio, come Cristo Gesù stesso. Cioè, i paragoni che Paolo fa sono forti. Mi avete trattato nel miglior modo possibile, come se io fossi proprio un angelo, come se io fossi Cristo stesso. Avete dato a me tutto quello che potevate. Avete preso cura di me con tutto quello che avete. E qui, in quel momento lì, in cui loro sono stati insieme, l'inizio proprio della Chiesa, Paolo ha predicato il Vangelo con le persone, il giusto Vangelo, non quelli che i falsi maestri che ora in questo periodo erano insieme a loro stavano cercando di predicare, ma la via retta, la salvezza per la fede attraverso l'opera di Cristo Gesù sulla croce. E loro hanno accolto questo insegnamento. Loro hanno ricevuto questo insegnamento da parte di Paolo. Hanno vissuto bene per un periodo. Quelle persone, come dice Paolo, sarebbero capaci di cavarvi i propri occhi per dare a Paolo. Questo simboleggia l'amore che loro avevano per quello che stavano imparando, per il Vangelo predicato da Paolo. Loro avevano capito qual era lo scopo di seguire a Cristo. E cosa è cambiato? Nel versetto 16 Paolo dice, sono dunque diventato vostro nemico dicendovi la verità? Cioè, sì, vi ho tirato le orecchie, vi ho esortati, vi ho rimproverati perché
Siete dimenticati di tutto quello che vi ho insegnato? Di tutto quello che avete vissuto insieme a Dio? In questo vostro percorso di fede? Ma dire la verità, cioè, è un problema per voi? Sono diventato il vostro nemico a questa causa? C'è qualcuno qui che è già stato rimproverato da un pastore, da un leader? Sì, alzate le mani, faccio pochi. Io ho i miei genitori che non capiscono praticamente nulla, immagino, di quello che parlo, che sono lì in fondo. Ma poi se parlate portoghese e andate a chiedergli, non mi permetterà di mentire. Io quando ero adolescenti, io ero chiamato nell'ufficio del pastore insieme ai miei amici 1 o 2 volte al mese. Anche quando non lo facevo nulla, i miei amici non erano conosciuti per essere molto bravi, erano colpa loro ragazzi. Ma era una cosa che capitava spesso. Io non mi sono mai lamentato con i miei pastori per conto di questo, non mi sono mai allontanato da loro, perché ho sempre capito che loro volevano il mio bene. E alcune volte è capitato, come detto, che non avevo fatto proprio niente, erano stati i miei amici, per qualche ragione hanno capito che io ero insieme, mi hanno chiamato tutti insieme e va bene, siamo amici fino alla fine. Ma capivo che anche se in quelle circostanze magari io proprio non avevo fatto nulla, accettavo il loro rimprovero, perché non lo facevano per male, volevano il mio bene. Proprio come Paolo voleva il bene di quella chiesa nella Galazia. Paolo non stava rimproverandoli per scontare qualcosa, non lo so, perché aveva rabbia di loro. No, voleva aiutare, voleva la loro crescita, voleva che loro si avvicinassero sempre di più a Dio. È questo lo scopo. Era così che cercavo di vedere quando i miei pastori mi chiamavano nel loro ufficio. È così che anche voi dovete guardare la situazione quando capita o se capiterà anche a voi. Non lo facciamo mai per male. Se un giorno chiamo Samuel nel mio ufficio, che non ce l'ho ma facciamo finta di sì, per dire guarda che questa storia qui non va bene, cioè io non mi aspetto che lui si arrabbi con me, anche se so che può capitare, ma il mio intento non è offenderlo, non è giudicarlo, è aiutarlo a essere sempre più uguale a Cristo, a somigliarsi sempre di più con Cristo. E se abbiamo questa visione, se abbiamo questo in mente, diventa molto più facile accettare i rimproveri, anche quando crediamo che non siano corretti, se crediamo di non aver fatto niente di torto. Non importa, accettatelo comunque, è per il vostro bene, è cercando di aiutarvi. Era il messaggio che Paolo cercava di trasmettere. Ho detto soltanto la verità, anche se sono stato duro, ho detto solo la verità e ho detto per il vostro bene. Non mi trattate come un nemico. Paolo anche se non ha mai avuto, non è mai stato chiamato in questo modo nella Bibbia, le sue attitudini erano come di un pastore. I teologi dicono che probabilmente Paolo è stato il più grande pastore che troviamo nella Bibbia. Il suo modo di parlare con le chiese era un modo proprio pastorale, anche se apriva una chiesa e poi probabilmente non è mai tornato in quella chiesa, come è capitato, immagino sia capitato anche nella Galazia. Loro ha sempre avuto quelle persone come le sue pecore, ha sempre cercato di aiutarli, di servirli e di istruirli. Questo fa di me il vostro nemico, dice Paolo. Dire che avete commesso un errore e cercare di aiutarvi fa di me
il vostro nemico? Non affatto. Sapete chi sono i vostri nemici? Continua Paolo. E qui vi faccio un esempio. Non ne sto parlando se per caso è già capitato, non sto parlando di una situazione in particolare, ma di situazioni che sono comuni in tutte le chiese, o quasi tutte le chiese. Non so se avete presente una persona, due, un gruppo di persone che a un certo punto iniziano a lamentarsi di tutto quello che succede nella chiesa, niente più va bene, niente più serve, nessuna leadership è corretta, va per le vie giuste. E questa persona, questo gruppo di persone iniziano sempre a lamentarsi con un altro, e poi con un altro, e poi con un altro. Alla fine c'è un grandissimo numero di persone all'interno della Chiesa che credono in tutto quello che loro dicono, nelle loro storie. Questo inizia a causare una divisione nella Chiesa. E per conseguenza sapete sempre cosa c'è? Guarda, e se, e l'idea proviene sempre dalla persona o del gruppo di persone che hanno iniziato questi murmuri. Murmuri si dice? Mormorini. Inizia sempre con queste persone, che è, e se apriamo una chiesa nostra? Non come questa che va tutto male, che nessuno... No, una chiesa perfetta. Faremo le cose nel modo giusto, usciamo tutti insieme, iniziamo da capo. Io so come deve essere una chiesa. Io so qual è la strada che una vera chiesa deve avere. Questo capita purtroppo e continuerà a capitare nella storia delle chiese. Quello che Paolo sta dicendo è: sono questi i vostri nemici, non quelli che vengono da voi per dire state sbagliando, tornate indietro, cambiate atteggiamento. Non sono queste persone i nemici. I nemici sono quelli che si fingono di essere amici e iniziano a portare idee diverse di quelle della Chiesa, magari anche dottrinarie o comportamentali. C'è questa parola in italiano? Comportamentale. Iniziano a inserire altri aspetti, a generare nella vostra mente, nel vostro cuore qualche insoddisfazione. Queste persone che sono i vostri nemici, così come i falsi maestri che erano arrivati nella chiesa della Galazia, abbiamo già visto fino al capitolo 4, hanno cercato di screditare l'apostolato di Paolo e anche degli altri apostoli, per dire no, loro non sanno quello che fanno, quello che insegnano, noi sappiamo, seguite a noi. Prendiamo una strada diversa, non è niente di questo, no, seguiamo la legge. Voi siete capaci di raggiungere la salvezza attraverso i vostri sforzi. Se seguite la legge, arriverete allo scopo finale. Paolo dice: sono questi che portano messaggi diversi, questi che insegnano un Vangelo diverso da quello che predichiamo noi, e che sono i vostri nemici. All'inizio del libro abbiamo visto che Paolo dice proprio: se qualcuno predica un Vangelo diverso da questo, che sia anatema, che sia maledetto. Il versetto 17, Paolo dice: costoro sono zelanti per voi, ma non per fini onesti, anzi vogliono staccarvi da noi affinché il vostro zelo si volga a loro. Loro sembrano gentili con voi, sembrano di essere i vostri amici, sembrano di zelare per voi, fanno finta di volere il vostro bene, ma il loro scopo non è onesto. Vogliono solo portarvi lontani da noi, per il loro scopo personale. Non è un zelo reale.
18. Ora, è una buona cosa essere in ogni tempo oggetto dello zelo altrui nel bene, e non solo quando sono presente tra di voi. Cioè non potete essere gelosi con quello che permettete alle persone di fare nella vostra chiesa, nella nostra chiesa, soltanto quando io sono insieme a voi. Anche nella mia assenza dovete continuare a essere gelosi per la chiesa. Come cristiani, come fratelli, che apparteniamo a una chiesa locale, abbiamo il compito di zelare per questa chiesa, di non permettere che qualsiasi persona che ci arrivi, anche se con le parole dolci, portino un Vangelo diverso da quello che troviamo nella Sacra Scrittura, diverso da quello che ha predicato Paolo. La vostra, nelle parole tra virgolette di Paolo, la vostra immaturità spirituale è che ha permesso a quelle persone di assumere il controllo della Chiesa e di portare tali insegnamenti. Seconda Corinzi, capitolo 11, versetti 2 a 4, dice così: infatti, sono geloso per voi della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo, Cristo, per presentarvi come una casta vergine a Cristo. È così che la Chiesa deve essere presentata davanti a Cristo. È per questo che è il nostro compito zelare per la Chiesa. Ma temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti vengono corrotte e sviate dalla semplicità e della purezza nei riguardi di Cristo. Infatti, e attenzione che questa avvertenza è esattamente la stessa fatta ai Galati. Se uno viene a predicarvi un altro Gesù, diverso da quello che abbiamo predicato noi, o se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un Vangelo diverso da quello che avete accettato, voi lo sopportate volentieri. Paolo sta dicendo che quella chiesa di Corinzi era una chiesa proprio depravata in diversi ambiti, e Paolo sta dicendo a loro: avete permesso che queste persone arrivassero da voi, o anzi sta trattando di una possibilità. Il vostro modo di vivere sarebbe come se arrivassero delle persone insegnando un altro Vangelo, un altro insegnamento, voi sopportaste queste persone volentieri, proprio come avete fatto i Galati. Non erano preparati, non avevano, non perché Paolo non li aveva preparati, ma perché non avevano i fondamenti, non i fondamenti, come posso dire, loro non si sono approfondati, diciamo così, negli insegnamenti degli apostoli. Hanno preso quello che Paolo gli ha insegnato, non hanno cercato di approfondire, di acquisire più conoscenze, non hanno raggiunto la maturità spirituale e per conseguenza si sono lasciati ingannare. La stessa avvertenza che fa Paolo alla chiesa dei Corinzi: la vostra semplicità nella parola di Dio, la vostra immaturità spirituale farebbe con che accettaste questi insegnamenti sbagliati volentieri. Dobbiamo cercare di acquisire questa maturità spirituale. E come lo facciamo? Studiando la parola, meditando nella parola, avvicinandosi a Dio, avendo un rapporto continuo con Dio, maturità spirituale, sia individuale sia come Chiesa. Nel versetto 19, figli miei, per i quali sono di nuovo in doglie finché Cristo sia formato in voi. Paolo paragona la sua sofferenza per vedere le strade sbagliate che hanno preso quei fratelli con il dolore di una donna che partorisce. Questo è il mio soffrimento per vedere la vostra attuale situazione. Io ho visto
Camilla partorire da poco, Luigi, ha 7 mesi, credo. E ho visto Camilla partorire. Non ve lo consiglio. La cosa più brutta che abbia mai visto in vita mia. Non ha voluto ricevere l'anestesia. Non so il perché, chiedete a lei. È una roba pazzesca, ragazzi. Si tremava. Io ero lì che non potevo fare niente per aiutare. Soffrivo di vederla soffrire. Perché? Perché? No. Se un giorno i ragazzi, non ve lo consiglio a guardare. Non potete aiutare in niente e soffrite senza necessità. Io dico a lei che ho sofferto più di lei, perché vederla in quella situazione mi ha fatto malissimo, mi ha distrutto. Che c'è, Vittoria? Tu non hai neanche fatto il parto normale. Perché dico questo? È forse il dolore più forte, più brutto che c'è da sentire, e Paolo paragona questa sofferenza, la sua sofferenza di vedere quei fratelli persi, proprio a una donna che partorisce. E continuerò a soffrire, dice Paolo, finché Cristo sia formato in voi. E la parola usata qui per finché Cristo sia formato non si tratta di qualcosa superficiale, di sembrare, ma proprio di una formazione interna. E guardate, io sono un fan di Paolo, perché lui sa usare le parole come pochi. Niente di quello che dice è a caso. Questo finché Cristo sia formato in voi è una formazione che viene dall'interno, che inizia piccola e si ingrandisce finché riempie tutto lo spazio. Questa è l'espressione usata per Paolo. E ha detto: io sento il dolore di una donna che partorisce e continuerò a sentire questo dolore finché Cristo sia formato in voi, proprio come un bambino è formato nel grembo della sua madre e cresce piano, un po' alla volta. È così che Cristo è formato in noi, non è di un momento all'altro, è piano e continuo. È questo l'esempio che dice Paolo: e continuerò a soffrire, tra virgolette, finché questo bambino non nascerà, finché Cristo non sarà pienamente formato in voi, finché non vi somigliate a Cristo Gesù. Paolo voleva che quei fratelli lì raggiungessero la maturità spirituale, perché non cadessero di nuovo nello stesso errore nel futuro. E Paolo era un pastore che, anche se era lontano, continuava a importarsi con le sue pecore, continuava a soffrire per le sue pecore, una sofferenza profonda, anche se non era più insieme a loro. Si preoccupava per loro e voleva aiutarli. Poi, per concludere, versetto 20: oh, come vorrei essere ora presente tra di voi e cambiare tono, perché sono perplesso al vostro riguardo. Io non riesco a capire come mai avete preso questa strada, come mai avete permesso che queste persone addentrassero nella Chiesa, come mai avete permesso che queste persone portassero insegnamenti assolutamente diversi di quello che vi ho portato all'inizio. Io sono perplesso, ma continuerò a soffrire finché Cristo non sia formato in voi.
un pastore che rimproverava, era un pastore che esortava le sue pecore, un pastore duro, possiamo dire, esigente, ma era anche un pastore che soprattutto amava quelle persone, che soffriva per loro e insieme a loro. Paolo era un pastore che desiderava vedere le sue pecore trasformate, completamente trasformate, liberi, non liberi per fare quello che volevano, ma liberi dalla schiavitù del peccato, liberi di poter dire di no al peccato, perché senza Cristo Gesù non siamo capaci di dire di no, ma Cristo ci ha liberati di questo potere. Ora, con Cristo Gesù nelle nostre vite, siamo liberi di dire: io non avrò più queste attitudini, io non farò più queste cose, non perché qualcuno mi costringe, non perché il junior mi obbliga a farlo, no. Io cambierò vita perché capisco qual è stato il prezzo che Gesù ha pagato per me, e lo faccio con gioia, non per l'obbligo. Voglio farlo perché riconosco quello che Gesù ha fatto per me. È la croce di Cristo che ci ha reso liberi di questa schiavitù. Che questo possa essere una realtà nella mia vita e anche nella vostra vita, e che in qualche modo noi possiamo aiutarvi a raggiungere questa maturità spirituale. Preghiamo. Grazie Signore, perché tu ci hai dato questa Chiesa e dobbiamo essere gelosi per quello. Aiutaci a capire i tuoi insegnamenti, a praticare i suoi insegnamenti, Signore. Dacci questa gioia di volerlo fare. Cambia il nostro cuore, cambia i nostri atteggiamenti, cambia la nostra vita, Signore. Aiutaci a somigliarsi sempre di più a tuo Figlio Cristo Gesù, Signore. Grazie perché un giorno tu l'hai inviato per soffrire al posto nostro, per morire al posto nostro, per portare su di sé, sulle sue spalle, il peso del nostro peccato, Signore. E così siamo stati giustificati, non più colpevoli ai tuoi occhi, Signore. Grazie, in nome di tuo Figlio amato Gesù Cristo. Amen. La lode. Vi chiedo di alzarvi.
Potete sedervi. Avvisi. Incontro delle coppie. Tema Elcana e Anna, dedicando la discendenza a Dio, sabato 23 di maggio alle ore 20 qui a Treviso, per le coppie sposate praticamente. Praticamente per nessuno di voi, per le coppie sposate. E il nostro campeggio, Now You See Me. Dal 22 al 24 maggio a Nevegal, si dice? Nevegal. L'iscrizione va fino a domani, ok? Se per caso, io ho scoperto solo ora che posso venire, ma non riesco a fare l'iscrizione entro domani, pagare tutto quanto, venite a parlarmi oggi, ok? E vediamo cosa possiamo fare per voi per aiutarvi. Bene? Però venite a parlarmi oggi, altrimenti la iscrizione per tutti gli altri va fino a domani. Ok? Perfetto? Nel campeggio ci sarà la nostra serata animazione, quindi preparatevi per la nostra serata animazione. E cos'altro possiamo... questo. Cartoni animati. Avete capito, no? Cartoni animati. Io dirò già che io, Camilla e Luigi vinceremo la gara. Quindi... ma potete cercare di raggiungere il secondo posto. E questa sera, subito dopo i piccoli gruppi, avremo il nostro bar per ricavare soldi per il campeggio, ok? Pizza e bibite 2 euro. Ah, ma io non voglio la Coca-Cola, 2 euro, perché noi stiamo... il prezzo è per la pizza, la bibita è gratis, quindi se vuole prenderla bene, se non la vuole bene, 2 euro, ok? E ci sarà anche il dolce. Torta al cioccolato e gelato a 2 euro. I due insieme 2 euro. Ma io non voglio la torta, 2 euro. Se non vuoi mangiare il gelato, di a qualcun altro, ok? Bibita e pizza 2 euro, gelato e torta 2 euro. Se prendete tutto 4 euro. Ebbene, soldi ricavati per il campeggio. Restate insieme a noi. Ah, ma io non voglio mangiare. Restate insieme a noi, possiamo avere un momento di comunione insieme, e anche quelli che vogliono mangiare di poter aiutare il nostro ministero, il nostro campeggio, ok? Piccoli gruppi, i ragazzi stasera con Gabri, le ragazze con Lari, e questo, preghiamo. Sono lì in fondo Gabri e Lari, manine alzate, ok? Se non li conoscete, seguiteli subito dopo il culto. E questo, preghiamo per finire. Grazie Padre per questo privilegio, per questa opportunità, Signore. Che Tu possa guidarci ancora per un po' nei nostri piccoli gruppi, e Ti chiedo anche in speciale per il nostro campeggio che sarà al fine mese, Signore. Che Tu possa essere al centro di tutto e parlare alle nostre vite, nel nostro cuore. È questo che Ti chiedo, in nome di Gesù. Amen.